Buongiorno a tutti ragazzi, adesso parleremo sempre di qualche cosa di misterioso. Stavolta qualcuno mi aveva detto, Giuseppe, ma che cosa accade dopo la morte? Diciamo, l'anima dove va e perché a volte, diciamo, l'anima non va via. E diciamo che non è che non va via l'anima in effetti, quindi dopo la morte l'anima dovrebbe andare verso la luce. Purtroppo, parliamoci chiari, ragazzi, tutti quanti sono attratti dalle cose materiali, quindi dalla vita di qua. Quindi, ciao avvocatella. Quindi nessuno vuole andare via. Quindi l'anima rimane intrappolata in questo mondo perché è legata molto alla terra, cioè al luogo, ai familiari e quindi non percepisce questo, diciamo, questa nuova realtà e quindi rimane qui a vagare sulla terra. Cosa che poi, ragazzi, col tempo va a peggiorare perché è facile preda di, diciamo, di anime dannate, qualche demone o qualche altra, diciamo, entità di natura, diciamo, cattiva. Quindi, purtroppo, la risposta che devo dare è questa qui. In effetti, l'uomo, l'anima, rimane intrappolata qui nei suoi ricordi, quindi non accetta il momento del trapasso, oppure a volte capita che si muore di morte violenta. Allora, quando diciamo si muore di morte violenta, l'anima ha come un sobbalzo, quindi non percepisce più la realtà dalla, diciamo, dalla morte in essa, quindi non riesce a farsene una ragione, non riesce, no, non riesce a capire che è morto e quindi rimane intrappolata qui. Però il problema è sempre lo stesso, ragazzi. Se tu provi a parlare con qualche tuo familiare e vedi che non riesci a interagire, diciamo così, con nessuno, ti devi rendere conto che non sei più qui e quindi devi andare via. Però purtroppo tante persone, chi ha figli, chi ha diciamo parenti, persone che hanno fortemente moglie oppure la moglie oppure il marito, viceversa, non riescono ad andare via e rimangono intrappolati qui e possono passare secoli e secoli e poi l'anima finale verrà consumata diciamo, da energie negative, quindi il consiglio purtroppo non si può dare perché non è una cosa che uno ha vissuto e quindi dice vabbè lo so perché l'ho fatto. No, il consiglio è che se ti rendi conto che non riesci a interagire con altre persone, significa che non stai più qua. Sì, sì, diventano cattive, sì, in effetti più passa il tempo, più diciamo diventano cattive, perché non lo so per quale motivo, ma vengono attratte dalla forza, diciamo, malefica, quindi diventano poi più aggressivi, man mano più passa il tempo che stanno qui e più aumenta la loro aggressività. Quindi questi sono i famosi poltergeist, fantasmi che a volte mettono paura, quindi con fenomeni oppure senza fenomeni, quindi diciamo che i demoni che forse tutti quanti da qualcuno ha visto, ha detto possono essere pericolosi pure per gli umani, anche se non è permesso come regola, stesso da Dio, però possono, diciamo, influire sulla vita di un umano. Perciò dico, se vi rendete conto che non riuscite a parlare più con nessuno, nessuno vi vede, nessuno vi ascolta, l'unica cosa è di andare verso la luce, cioè andare via, non rimanere legati alla terra, che poi questa qui non è che vai verso la luce, cioè Giuseppe, uno mi scrisse, aspetta, come faccio a sapere la luce dove sta? La luce non è che tu la vedi oppure la fai, se non la tua anima non accetta la morte e quindi sei legato alla terra, cioè agli oggetti che stanno qui, la luce non esce, quindi è una cosa tua personale, quindi devi accettare che devi andare via, devi lasciare andare via i ricordi e vedi che la luce appare, quindi se non lo fai la luce non appare. Quindi queste le due domande che mi hanno fatto sui commenti, diciamo, Giuseppe così,
Ve l'ho data, la risposta è questa, ragazzi. Uno, l'anima non vuole accettare la morte. Sì, si pensava che la luce appariva in automatico e buonanotte passava, diciamo, poi se lui non voleva andare, buonanotte. No, la luce appare solo quando tu ti rendi conto che vuoi andare via e vedi che appare. Non è che è automatica, tu muori e esce la luce, no. Tu ti devi rendere conto prima che è finita, che è finito il tuo compito qua sulla terra e vedi come questa porta luce, come la vogliamo chiamare, si apre e si fa vedere. Quindi non è una cosa che uno muore, puff, esce subito, no. Uno si rende conto che è terminata la vita, non ha più assolto tutti i suoi doveri qua sulla terra, ma anche se non li hai assolto, comunque avevi altre cose da fare, comunque ti devi rendere conto che non li puoi fare più, quindi devi terminare e andare via. Quindi pure se hai una cosa in sospeso qui sulla terra, purtroppo caro mio non è che la puoi terminare, quindi è meglio andare via, anche perché più passa il tempo qui sulla terra e più la tua anima diventerà cattiva, finché perderai te stesso, diciamo, non sarai più tu. Quindi un consiglio che do a tutti, ma pure a me stesso, perché pure io sinceramente non so poi quel giorno che cosa penserò pure io, eh. Pure a me dispiace rimanere tutti, che ne so, un fratello oppure una moglie oppure chiunque esso sia qui sulla terra. Quindi quando accadrà, spero molto lontano, però quando accadrà, ragazzi, volere o volare, come dico io, si deve oltrepassare quella linea. Quindi non possiamo rimanere ancorati qua, anche perché non faremo nulla di strano. Cioè, che fai? Giri a vuoto a vedere i tuoi familiari cosa fanno e tu giri così. Secondo me, perciò l'anima esce pazza, perché immagina che tu stai nella casa, vedi tutta la tua famiglia, e tu dici io non sto qua. Ciao Anto, sto bene, grazie pure a te. Quindi diciamo che l'anima esce pazza per questa ragione qui, cioè vedere crescere i figli oppure i nipoti e non poter interagire con loro. Quindi l'anima dai oggi e dai domani è normale che più passa tempo più diventa, diciamo, cattiva. Poi si arriva a un punto che l'anima si perde la sua consapevolezza, questo è il problema, quindi non sarai più quello di prima. Quindi è meglio che quando succeda a tutti noi, compreso me, ci rassegniamo e diciamo è terminata, è ora di andare. Quindi questo è il consiglio che sì, sì, in effetti diventa un poltergeist, un'anima cattiva, cioè in effetti non è che si diventa demone, però l'anima più passa il tempo sulla terra e più diventa cattiva, perché non riesce a interagire con nessuno e quindi automaticamente diventa egoistica. Quindi diciamo che è così, quindi ragazzi, le risposte che anzi, le domande che mi avete fatto sono queste due qua e vi ho dato, secondo me, la spiegazione più logica che ci sta, quindi è questa che ci sta. Se poi non ci sta nulla, ragazzi, bravo, allora è finito e basta, poi che vi devo dire? Qualcuno ha detto, Giuseppe, se non ci sta niente, se non ci sta niente, ragazzi, non sappiamo niente, quindi se non ci sta niente, non ci sta problema, tanto non lo sapremo. Quindi fa conto che si spegne una candela e non si... È presente quando vai a dormire, no? Tu ti ricordi che cosa hai fatto durante il sonno? No, è uguale. Quindi non preoccuparti, e non è nulla di chissà che poi. Quindi questo è per gli atei, giustamente ci sta qualcuno che dice, ma io non ci credo che... Vabbè, d'accordo. Però non preoccuparti, se tu credi che sia così è facile, anzi... Sì, sì, Antonio, no, qualcuno mi ha fatto delle domande, le anime, dove vado, perché rimangono sulla terra,
Oppure qualcuno che giustamente non crede, dice allora che succede dopo la morte se non ci sta nulla? E allora giustamente non succede nulla, ragazzi, se credete che non ci sia più la vita e non ci sia poi davvero qualche cosa, allora non c'è problema, è come una candela che si spegne ed è finita, è come quando la sera vai a dormire e poi ti svegli la mattina, solo che cambierà che la mattina non ti svegli più, quindi non cambia nulla. Io mi sono svegliato 2 ore fa, però se ti devo dire non mi ricordo nulla di quello che quando dormivo, quindi secondo me l'ateo, diciamo quello che non crede nell'anima, pensa che la morte, io penso che a lui gli posso dire che la morte è come quando vai a dormire, sei, come si dice, inconscio, quindi non puoi avere paura di qualche cosa che non sei padrone, quindi nessuna paura. Si spegne la luce, quando premi il bottone stop è finito e non ci siamo più, quindi neanche in questo modo dovresti diciamo, temere diciamo, la morte in effetti, quindi sia nell'uno che nell'altro comunque al finale non possiamo evitarlo, ragazzi, come dico sempre io, possiamo fare tutto nella vita, possiamo cambiare moglie, possiamo cambiare figli, possiamo avere più figli, possiamo fare tutto, ragazzi. L'unica certezza è la morte nella vita, quella lì non ce la toglie nessuno, quindi possiamo essere milionari, possiamo essere senza soldi, possiamo essere qualsiasi cosa nell'arco della nostra vita. La certezza è che, certo, ma speriamo Antonio, eh. Quindi certamente ragazzi, nessuno sa mai che cosa è successo perché nessuno è tornato indietro, quindi si va sempre per presupposizioni e per fede. Poi gli atei giustamente non credono proprio, quindi non possiamo dire nulla riguardo al di là che cosa ci sia. Quindi si fanno solo supposizioni, quindi il fatto dell'anima che rimane sulla terra potrebbe essere come ho detto io. Se poi non c'è nulla, ragazzi, allora si spegne la candela e ciao ciao, quindi non ricorderemo nulla. Come pure altre religioni, ragazzi, credono che la nostra anima ritorna a rincarnarsi di nuovo. Quindi anche per queste persone, per loro, secondo loro, c'è un ciclo di vita continua che finché l'anima non si purifica al 100% non potrebbe accedere al paradiso, cioè a Dio, perché da Dio si va solo con l'anima pulita. Quindi poi dipende anche dal tuo credo religioso, che cosa credi. Quindi vedi, molte persone in una lumaca, no, ma avvocato da te mi sarei aspettato in una torta, una mille sfoglio, guarda. No, no, guarda, se dovrei scegliere un animale, avvocato, preferirei un'aquila, guarda. Bella aquila, maestosa, bella dall'alto. Un'aquila, sì, se potrei scegliere, eh. Lo so, tu una torta, lo so. Tu una mille sfogli. Solo che tu subito, muori subito un'altra volta. Il tempo che ti fanno già sei morta. Se poi trova uno come te, buonanotte. No, diciamo se dovrei essere un animale, vorrei essere tipo un'aquila. L'aquila, se rifletti, domina il mondo, sta dall'alto e quindi guarda tutto e tutti. Con i suoi occhi che sono tipo un telescopio, quindi guarda tutto da sopra. Se dovrei scegliere proprio, ma una lumaca che ha un topolino. No, sempre cose più assurde, avvocato tu. Vabbè ragazzi, comunque vi ho dato la risposta a quello che cercavate, spero che le risposte che vi ho dato vi piacciono o no, anche se non vi piacciono non è che io posso cambiare,
Quindi la cosa è così, che poi ragazzi, ripeto, non ci sia più nulla, non, non è mai tornato nessuno, non posso dirvelo. Solo Gesù è tornato, quindi dobbiamo domandare a lui direttamente, quindi non a qualche essere umano. Quindi l'unico che è tornato è stato solo il figlio di Dio, nessuno più. Come si dice, dall'Ade, il regno dei morti, quindi vabbè, ragazzi, comunque pensiamo a campare 100 anni, come hanno fatto quel video che ho fatto prima, perché i centenari vivono così a lungo, hanno un sangue speciale. È come dire, ragazzi, speriamo che ci stiamo noi pure in mezzo a questo sangue, diciamo, speciale. Voglio la corona dell'Ade. A te, a, a te Caronte ti deve portare avvocato, Caronte deve traghettare, come disse Dante nella Divina Commedia, nell'inferno, ti traghetterà dall'altra parte e tu vai a girone dei golosi, quindi già sei condannato, avvocato tu. Quindi tu come regola devi andare nel girone dei golosi. Cerbero, bravo. Guarda, Anto, io credo una cosa, no? Mo al di là del fatto dello scherzo e di tutto ciò, no? Io credo che tutti quanti noi abbiamo tutti peccato, quindi credo che nessuno di noi, ma non lo so, avvocato, a me sarà un casino dove collocarmi, quindi non lo so. Io credo che l'anima, ragazzi, vanno tutti. Allora, ma la cosa strana, Antonio, è che la Bibbia del Purgatorio non ne parli, questo è il problema. Lussurioso, è capace, però so pure goloso, quindi come fa a decidere dove? Lussuria, goloso, dove? Che fa metà da qua e metà da là? Quindi pure sono un caso particolare pure lì. Un po' qua, un po' là. Ciao Anto, saluti a tutti, pure a te. Quindi diciamo, secondo me, l'anima di tutti quanti noi dici va in purgatorio, d'accordo? Sì, ma il purgatorio però nella Bibbia, ragazzi, non è citato, quindi non so se sia vero sto fatto del purgatorio, perché questa cosa del purgatorio è stata messa dall'uomo, non da Dio. Quindi è stato messo dopo dall'uomo, quindi non sappiamo se è vero oppure no, quindi sappiamo solo dell'inferno, eppure dell'inferno, ragazzi, nella Bibbia se ne parla solo due volte, quindi in effetti la Bibbia parla solo di paradiso alla fine, quindi diciamo che l'argomento è complesso, perché il purgatorio la Bibbia non ne parla. Secondo, sì, però capisci, la Bibbia in sé per sé, avvocate, non ne parla proprio. Poi dell'inferno ne parla solo due volte, in tutto il libro, in tutti i Vangeli, ce ne parla solamente due volte. Come pure diciamo, del diavolo, di Satano, come lo vogliamo chiamare, diciamo, nella Bibbia compare un paio di volte Satan, che poi Satan sarebbe anche la parola in ebraico Masorete e Copto che significa oppositore, quindi se io dico Avvocatella è Satan contro di me, io direi Avvocatella si oppone a me, capisci che voglio dire? Quindi pure la parola Satan, diciamo che c'è il diavolo, sì, però non è che se ne parla proprio in maniera, capisci, proprio apertamente. Quindi ci sono tracce, sì, ma non se ne parla tipo che ci sta l'inferno, come ha detto Dante, perché Dante Alighieri, ragazzi, parliamoci chiaro, era uno che ha fatto un libro, ragazzi. Tutto il caso non è che è come ha detto lui al finale. Cioè non è che l'ha detto Dio, vedete che ci sta l'inferno, ci sta i golosi, ci sta la lussuria. Cioè ragazzi,
Sì, sì, lui è stato ispirato, però avvocate, già la Bibbia per noi è un dubbio, perché è stata scritta da uomini e uomini, è stata riscritta centinaia di volte, e quindi già la Bibbia pensiamo che forse non sia quella lì giusta, perché è stata talmente riscritta e riscritta nel corso dei secoli che secondo me, come ho detto tante volte nei miei video, la vera Bibbia chissà dove sta. Quindi pure questo Dante Alighieri all'epoca fu ispirato da questa cosa, sì, d'accordo, però ammettere, dire che è vero ce ne vuole. Quindi diciamo che il mistero rimane. Io credo che il purgatorio non posso dire che esiste perché in effetti la Bibbia non ne parla proprio. Quindi io credevo più nel paradiso e tipo inferno, quindi nelle due cose, o vai qua o vai là. Però per andare nell'inferno, come credo io, ti devi macchiare proprio di peccati pesanti proprio. Non è che vai all'inferno perché, che ne so, hai fatto qualche peccato, qualche cosa così. Siamo tutti pieni di peccati, tanto quindi per forza nessuno di noi è perfetto. Chi è sbagliato in una maniera, chi nell'altra. Cioè, Dio dice, non... Per entrare nell'inferno davvero devi essere proprio uno che ha peccato davvero tantissimo, quindi sono poche queste persone, capisci che voglio dire? Che sono proprio cattive, 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 perché che ne so, io semmai faccio una mala azione a uno, però semmai con altre 3-4 mi sono comportato bene, li tratto bene, capisci che voglio dire? Quindi non mi può condannare per questo, quindi però se io nella mia vita agisco sempre in modo male, malefico, allora Dio non potrà giudicarmi bene. Sì, Antò, ma pure io, se c'è il paradiso c'è l'inferno. Io il dubbio ce l'ho sul purgatorio, che non è menzionato nella Bibbia, quindi, come ti dicevo, sono convintissimo che ci sia inferno e paradiso. Questo sì, il purgatorio invece è un'incognita per me, perché al finale non è scritto da nessuna parte sto purgatorio, quindi poi non lo so, forse l'ha inventato l'uomo in base perché ci sta l'inferno, allora ha cercato di mettere questa cosa in mezzo, così dice se sei stato non tanto cattivo vai lì, stai 10 anni e vai a purgatorio, capisci che voglio dire? Allora hanno messo sta cosa in mezzo per diciamo alleviare e anche per incassare i soldi, perché tanto quando vai in chiesa tu lo sai, no? Fai una messa a suffragio, come si dice, per l'anima che deve andare in paradiso della tua parente. Cacci 100 euro e ti fanno la messa per far andare l'anima del tuo parente dal purgatorio al paradiso. Quindi, come vedi, io la vedo sempre un lato economico della Chiesa, quindi credo che sia stato inventato proprio per fare questa cosa. Ma non si mette in dubbio, Andò, però sono convintissimo che esista il paradiso e l'inferno. Il purgatorio l'ha inventato l'uomo per fare soldi, quindi facci caso, ogni volta il prete ti dice vuoi che questa facciamo una messa a suffragio della nostra cara amica? Così la sua anima raggiungerà presto Dio, quindi passerà dal purgatorio al diciamo al paradiso e incassano soldi, quindi la vedo più un fatto che si è inventato l'uomo nel corso dei secoli. Quindi credo che ci sia paradiso e inferno, non è che puoi stare in mezzo e dire vabbè, questo è stato così così, lo facciamo stare 10 anni qua a purgatorio e poi lo mandiamo in paradiso, sarebbe troppo bello. Quindi per andare all'inferno ce ne vuole, quindi non è che ne so, hai fatto degli sbagli in vita e vai all'inferno, no, non se ne parla proprio. Per andare all'inferno devi essere proprio uno che le ha fatte di tutti i colori. Quindi non credo che
come Avvocatello a volte dice io andrò all'inverno, no, Avvocatello, per andare all'inverno ce ne vuole. Come pure io non ho fatto chissà che peccati al finale, quindi non credo che mi possa toccare l'inverno. Non ho mai fatto, diciamo, ucciso qualcuno oppure ho continuato nella mia vita a far del male, quindi non mi sono macchiato di cose grosse. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata, quindi ragazzi la risposta a quello che mi avete chiesto nei commenti è questa qui, spero che vi piaccia e se non vi piaccia è un problema, non fa nulla ragazzi, ma la verità è questa qui, quindi la spiegazione alle due domande che mi avete fatto è questa qua ragazzi. Ciao a tutti ragazzi e buon sabato, quindi oggi il tempo qua, diciamo come dico io, è scemo, cioè non ci sta né sole e non piove, quindi è una via di mezzo, come il purgatorio, ragazzi. Ciao a tutti.